Il cosiddetto raddoppio della via Imera, che collega il piazzale Rosselli con la zona nord di Agrigento e viceversa, è stato bonificato in occasione della Festa del Mandorlo. Si è voluto offrire ai visitatori un luogo decente, finora completamente abbandonato, con le erbacce cresciute ai bordi. Ma adesso che si è deciso finalmente di effettuare la pulizia straordinaria, bisogna dedicarsi con urgenza anche alla segnaletica, perché la strada, come si vede dalle immagini, è priva sia di quella orizzontale che verticale. Un problema questo della segnaletica che interessa inoltre il tratto del viadotto Imera fino ad arrivare al bivio per Fontanelle, un tratto di strada trafficatissimo e senza alcuna manutenzione, che forse pochi sanno, è di competenza comunale. Ci si augura che anche in questo caso a prevalere sia la buona volontà per rendere accogliente quello che in pratica è l'ingresso della città per chi arriva da nord.